L'anno scorso abbiamo montato questo impianto, l'EcoFlow Stream più grande d'Italia, e vi ho detto questa frase. Vediamo che alla fine ho consumato, come vi dicevo prima, circa 8000 kW pagandola 3000 e passa euro. Quindi facendo un calcolo, senza impianto avrei speso 3130 euro circa. Con l'impianto ne spendo 1400, risparmiando 1700 euro all'anno circa, pari che ha il 54% di risparmio. Vi ho mentito? Beh, o meglio vi ho dato un numero che non sapevo ancora essere sbagliato, perché dopo 12 mesi finalmente abbiamo i dati veri alla mano di quanto si sta consumando. E il numero non è 54, ma è 34, che ogni anno quindi vuol dire che sto pagando ancora 1900 euro di corrente che pensavo aver cancellato. Quindi la domanda è una sola: questi impianti sono una fregatura oppure è questo genio che ha montato un impianto sbagliato per casa sua? Oggi, numeri alla mano, tiriamo le vere somme di questo impianto. Andiamo. Per chi si fosse perso gli ultimi episodi, l'anno scorso abbiamo installato quello che ad oggi si può effettivamente definire l'impianto EcoFlow Stream più grande d'Italia. Abbiamo installato un totale di 14 pannelli da 450 watt sul tetto del magazzino. Sono oltre 6 kW di produzione di solare. Abbiamo 5 batterie per un totale di 10 kW di accumulo. L'EcoFlow Stream è un impianto, un microinverter plug and play, che vuol dire che è facile da installare, non vi serve un tecnico, dovete fare una segnalazione molto semplice, tutto molto facile. Se vi siete persi comunque i 3 video ve li lascio qua nella playlist. E qua devo spiegarti una cosa, perché il mio caso non è un caso tipico di una casetta normale. Io abito dove lavoro, ho il mio appartamento, ho l'appartamento di fronte al mio che affitto su Airbnb, qua sotto come sapete c'è il laboratorio, abbiamo la proto-room, abbiamo l'ufficio e in più il magazzino esterno. Un contatore solo, 6 kW di potenza che deve tenere in piedi tutto. Allora oggi in questo video vediamo 3 cose fondamentali. Il primo, vediamo i numeri reali di come ha performato questo impianto. Secondo, vediamo qual è l'impianto che avrei dovuto scegliere per il mio caso specifico. E 3, che è la cosa che mi tira più la tega di tutte, vediamo esattamente dove va a finire la corrente che consumiamo, qual è la zona di casa e l'ambiente che mi consuma di più. Vediamo tutto questo dentro Home Assistant. Partiamo dal numero che vi ho promesso l'anno scorso, ovvero un risparmio del 54%. Bello, tondo, soddisfacente. In realtà, conti alla mano, il numero reale è 34%. Su 7000 kW che consumo durante un anno intero circa, 2560 vengono prodotti dall'impianto. Questo vuol dire che 5040 kW li continuo a prelevare dalla rete. Tradotto in soldini, che cosa vuol dire questa cosa? Che ho un risparmio in bolletta di circa 1000 euro l'anno, non 1700 come avevo ipotizzato l'anno scorso. Ora vi spiego perché. La spiegazione è decisamente più interessante dei numeri. Questa barra è tutta la storia in un'unica linea. Meno rosso c'è, meglio è. Questi sono tutti i 7000 kW che prelevo direttamente dalla rete. Senza l'impianto EcoFlow, come vedete, la barra è completamente rossa. Con lo stream invece abbiamo questa linea gialla che è il sole che io uso durante il giorno, il verde invece è l'energia delle batterie che uso di notte. Come vedete, unite insieme mi danno il 34%, il rosso che rimane purtroppo è ancora una fetta molto grande. In bolletta questo cosa vuol dire? La spesa media mensile è scesa da 240 euro a 165 circa, quindi sono 80 eurini che ci teniamo di più in tasca. Non è poco, ma non è nemmeno la metà del risparmio come mi ero raccontato l'anno scorso. Quindi perché solo 34% e non 54% di risparmio? Ci sono 2 motivi principali e sono importanti se anche voi state pensando di installare un impianto del genere. Il primo, le stagioni. Se guardate questo grafico qua, d'estate produco molta più energia di quella che mi serve, il restante che non utilizzo lo regalo alla rete. Poi arriva l'inverno e d'inverno consumo a tuono battello, ho riscaldamenti accesi per tutti gli appartamenti e sono tutti a corrente e il sole fuori mi dà il minimo indispensabile. Dicembre e gennaio, se li sommate, si mangiano quasi tutta la corrente che io compro durante l'anno. Nessuna batteria al mondo in questo caso ti sposta il sole che produci d'estate all'inverno, al massimo appunto ti sposta il sole dal giorno alla sera. Il secondo punto invece, e qui casca proprio l'asino, come avevo già detto negli scorsi video, è proprio il collo di bottiglia di questi 800 watt. E quindi vi ho mentito? No, vi
Vi ho dato una stima basata sui 18 giorni in cui avevamo testato l'impianto dell'anno scorso. In quei 18 giorni il risparmio che avevamo calcolato era dell'80%. E questi 12 mesi ci raccontano una storia diversa, che però secondo me è più interessante della prima. Ci racconta esattamente che cosa è andato storto. E spoiler, non è l'impianto, ma sono io che ho montato l'impianto sbagliato. Allora, questi 800 watt, il sistema è proprio qui che ha il collo di bottiglia, però è anche esattamente per il quale è stato progettato, è un sistema plug and play. E qui c'è la questione che secondo me non viene capita da nessuno, ovvero che le batterie, queste qua di EcoFlow, puoi averne quante ne vuoi. Nel mio caso ne ho 4 in magazzino, potrei arrivare fino a 6. Il punto è che rimani sempre a 800 watt. L'applicazione somma tutte le batterie insieme e ti dà comunque 800 watt, non ci sono vie d'uscita. Adesso pensate a casa mia, c'è il laboratorio, 2 appartamenti sopra, la proto, l'ufficio, il magazzino esterno. Gli 800 watt in questo caso sono proprio il collo di bottiglia. Tutto quello che a me serve in più lo devo comunque andare a prelevare dalla rete. Ecco perché d'inverno la percentuale del mio risparmio crolla drasticamente al 37%, mentre d'estate, proprio adesso, arrivo tranquillamente a superare il 90%. Quindi che tipo di impianto avrei dovuto installare? Guardate questo schema. Prendendo un impianto tradizionale, 6 kW di produzione solare più 10 kW di accumulo, lasciando i pannelli esattamente dove sono senza ottimizzarli, sarei arrivato a un risparmio del 59% invece che del 34%. Vuol dire che avrei comprato 3100 kW dalla rete invece dei 5000 che ho comprato. In più c'è anche la questione della GSE, quindi la corrente in più che produco d'estate la posso vendere, riprendermi dei soldi invece di regalarla come adesso. Fate il conto, il 54% che ipotizzavo e vi avevo detto l'anno scorso nel video, con questo impianto lo avrei preso perfettamente, quindi il numero di per sé non era sbagliato, ma era sbagliato l'impianto. E la cosa bella è che EcoFlow questo impianto qua preciso ce l'ha già e si chiama Power Ocean. È un impianto ovviamente non microinverter che ti può erogare quanto ti serve, fino a decine di kilowatt, e potete accumulare virtualmente all'infinito quante batterie volete. Con questo tipo di impianto arrivo sicuramente a superare il 60% di autosufficienza. Quindi ragazzi del EcoFlow, il mio contatto ce l'avete, me lo immagino già nell'angolo là del lab, un bel impianto Power Ocean. Detto questo, Leo, finalmente passiamo a vedere Home Assistant. Finalmente andiamo a vedere la questione di Home Assistant. Me l'avete scritto in 100 sotto i commenti degli scorsi video. In tutto quest'ultimo anno abbiamo cercato di capire come integrare al meglio il tutto. Vi faccio il quadro generale molto veloce. EcoFlow si controlla solamente dalla sua applicazione, non c'è nessuna pagina web, non c'è nessuna applicazione da desktop. Oltre a questo, dentro l'applicazione puoi andare a automatizzare solo alcuni processi, non hai una libertà totale che viceversa hai su impianti più tradizionali. Per integrarlo con Home Assistant ci siamo riusciti, ci è voluto un po' di tempo perché bisogna richiedere l'API da sviluppatore a EcoFlow, installarlo all'interno di Home Assistant. In questo modo, come vedete dalla schermata, abbiamo a disposizione molti più dati. Non cambia però il fatto che non possiamo comunque creare delle automazioni all'interno di Home Assistant. Tutto quello che riguarda l'impianto Stream lo si fa all'interno dell'app. Il grosso problema però qual è? Finora vi ho sempre parlato di quanto consumo, ma quello che oggi dobbiamo capire insieme a Leo è dove lo consumiamo, perché appunto lo smart meter di EcoFlow serve solamente all'impianto per poter capire il tuo impianto di casa come sta andando e di conseguenza regolarsi in questi scambi di corrente. Però come vi ho già detto, nel tutto l'headquarter in questa casa qua noi abbiamo il mio appartamento, quello che affitto su Airbnb, il laboratorio, la proto room e l'ufficio. Abbiamo 5 posti da mappare e questo non lo possiamo fare. La maggior parte degli smart meter, come quello di EcoFlow, appunto, ha solamente 3 pinze amperometriche. Ma è proprio qui che entrano in gioco i nostri amici di Rephos, che ci hanno mandato da testare il loro smart meter EM06 Pro. Il 06 sta proprio a indicare che ha fino a 6 pinze amperometriche. Ne hanno anche una versione, Leo, che addirittura ha 16 pinze. Se tu hai un quadro, vuoi monitorare tutto, lo puoi fare da lì. A noi basta questo quadro a 6 pinze perché abbiamo 5 locali da monitorare. La cosa molto interessante di questo, Rephos è un brand che fa parte del gruppo Meros, tutti quegli altri accessori e prodottini per la domotica di casa, ok? L'altra cosa molto figa di questo prodotto è che ha
Open API. Cosa vuol dire? Che noi possiamo integrarlo direttamente in Home Assistant, avere tutti i dati diretti. Immaginate che bello è, dopo che lo abbiamo installato, vedere esattamente una sorta di planimetria della casa, vedere ogni appartamento quanto sta assorbendo, vedere il laboratorio, la proto e il resto quanto sta assorbendo. Di conseguenza avere la schermata dell'impianto fotovoltaico, vedere come vengono gestite tutte queste cose, per cui non vedo l'ora di installare. Andiamo subito a installarlo nel mio quadro elettrico. L'installazione ovviamente è semplicissima, si collega nel quadro elettrico e mettiamo le pinze amperometriche proprio su tutti i fili. Ho preso l'occasione e mi sono rifatto un po' tutti i cablaggi che erano disordinati nel mio quadro. Per collegarlo è molto semplice, abbiamo 3 fasi da attaccare se avete un impianto trifase, o se siete monofase mettete tutte le fasi insieme come vedete. Collegate le pinze con l'indicazione esatta seguendo la freccia, mentre per la configurazione vi collegate alla sua rete wifi, scaricate l'app RFOS, lo collegate e siete pronti all'integrazione con Home Assistant. Quindi l'installazione è veramente semplice, può farla chiunque. Una volta configurato nella sua app troverete il dispositivo come RFOS Energy Monitor e vedete tutti i 6 canali come sono configurati. Nel nostro caso specifico abbiamo il mio appartamento, l'appartamento B&B, il laboratorio, ufficio e proto room assieme, il climatizzatore dell'ufficio e la sesta pinza l'abbiamo messo sul totale in modo da avere un dato anche separato in questo modo. Ovviamente potete controllare il vostro smart meter RFOS anche da interfaccia web inserendo l'indirizzo IP del dispositivo, che per me è molto più pratico piuttosto che dall'app. E abbiamo la home, abbiamo le azioni, abbiamo i settings dove potete rinominare tutto, le varie pinze per avere una lettura più chiara dei vostri consumi. E ovviamente qua in home la cosa molto più interessante è questo grafico qua, da cui abbiamo preso spunto e l'abbiamo integrato all'interno di Home Assistant. Come vedete qua ci sono tutte le pinze dall'appartamento A, il laboratorio, il clima, l'appartamento B&B, l'ufficio, il totale. Però anche qua di nuovo, per andare a leggere tutti questi dati bisogna andare a prendere, avere l'app, e non è una roba super intuitiva perché bisogna andare a leggere tabelle, o almeno per me non è super intuitiva. Voglio farmi una dashboard con tutto a portata d'occhio. Una volta configurato, comunque la roba interessante è andare a installare il loro Open API qua su Home Assistant. Si va a installare, come vedete, rispetto a questa schermata dove abbiamo alcuni dei consumi e alcuni dati, mi sembra che qua su Home Assistant siano molto di più i dati che possiamo prendere da ogni singola pinza e di conseguenza fare delle automazioni, calcolare tutti i consumi, fare delle sottrazioni, questo meno quello. È super interessante, e se anche voi siete smanettoni con Home Assistant vi consiglio questa seconda opzione. Quindi vi consiglio questo prodottino se anche voi state andando a cercare qualcosa per monitorare A, il vostro sistema di impianto fotovoltaico, B, i consumi di casa vostra. Questo prodottino fa esattamente al caso vostro. Se ulteriormente volete integrarlo con Home Assistant è veramente la chicca, ve lo straconsiglio. Vi lascio qua sotto in descrizione il link per il prodotto e un codice sconto del 10%. Se vi interessa, qua sotto in descrizione trovate tutto. Passiamo finalmente a Home Assistant e finalmente ci mettiamo il PC e vi faccio vedere tutta l'integrazione con Home Assistant che abbiamo fatto. Ci è voluto un bel po' di tempo per capire come integrare tutti i dispositivi e soprattutto come fare poi quell'interfaccia, la mia dashboard perfetta e preferita. Vediamo subito come l'abbiamo configurato. Questa qua è la prima pagina che vi faccio vedere, che è dove confluiscono tutti i dati di tutte le cose che vi ho fatto vedere prima. Qua in panoramica in dispositivi, come vedete, abbiamo i vari canali che accendono le luci in lab. Dobbiamo finire ancora di integrare il tutto. Vi faccio vedere principalmente tutto quello che riguarda oggi la parte di energia. Abbiamo qua il nostro RFOS Smart Meter, abbiamo le Shelly, vari dispositivi Shelly in giro, abbiamo tutta la questione di Power Stream, che è l'impianto plug and play prima dello stream che ho ancora sull'altro balcone, abbiamo lo stream microinverter, abbiamo la batteria, le altre batterie sotto, e come vedete questi qua sono tantissimi dati ma difficili da comprendere a una prima occhiata.
Per cui quello che è stato fatto è stato metterli, sommarli, toglierli per avere i dati che ci servono effettivamente. Questo qua è tutto la nostra dashboard, diciamo, però non customizzata ancora, dove possiamo vedere appunto i consumi dell'appartamento A, l'appartamento B&B, il laboratorio, l'ufficio, la proto. Possiamo vedere ogni singolo pannello fotovoltaico e a quale batteria è collegata, quanto sta producendo e di conseguenza poi anche le batterie a che percentuale di carica sono, per cui effettivamente qua abbiamo tutto, ma non è bello come mi piace a me, ovviamente. Abbiamo la tab qua energia, dove possiamo vedere durante la giornata tutti i nostri consumi, quindi ciò che abbiamo preso dalla rete, ciò che abbiamo immesso in rete e ciò che abbiamo prodotto dal fotovoltaico. Questo qui è il riepilogo. Nella parte di elettricità invece abbiamo qualcosa di un po' più snocciolato, quindi la divisione per tutta la giornata di tempo, quanto ha prodotto il sole in ogni ora, altre e ancora tabelle per capire effettivamente dove va l'energia. Cioè l'obiettivo di questa nostra integrazione in Home Assistant non è tanto capire cosa si sta consumando, ma dove lo si sta consumando, capire qual è l'ambiente che è più energivoro da questo punto di vista. L'appartamento è il laboratorio, è l'appartamento B&B con gli ospiti che usano stufette tutti i giorni. Come vi dicevo prima, per la schermata del ReFOS, questa qua, abbiamo preso spunto da questo grafico che è molto carino per inserirlo anche qua, quindi vediamo quanta fetta di elettricità consumo durante la giornata, che è questa più questa qui del solare, quanto effettivamente è il solare e quindi i consumi che ho avuto durante questa giornata, come sono divisi il solare, dove va in casa, va nel mio appartamento, che è il climatizzatore, il frigo, l'asciugatrice, quanto hanno impattato questi consumi elettrici dei nostri dispositivi nella nostra bolletta. Poi abbiamo la parte ora, che è effettivamente adesso, in questo istante, quanto e dove si sta consumando. Se in elettricità anche lo schemino qua sotto di questo flusso di energia è quello totale della giornata, in ora ovviamente abbiamo quello istantaneo, dove vediamo effettivamente dove sta andando la potenza in questo momento. In BRP HQ abbiamo rimesso gli stessi due grafici che vi avevamo fatto vedere prima, però messi uno di fianco all'altro. Questo qua sopra è quello della potenza istantanea in questo istante, questo invece è il consumo della giornata. Come vedete, nella parte di elettricità consumata, il mio appartamento A, il climatizzatore è quello che consuma di più. Con questo caldo ovviamente siamo al 13 agosto oggi, è praticamente 24 ore su 24 acceso e in questo istante sta consumando 1,6 kW. Se andiamo in questo sotto vediamo quanto ha consumato il climatizzatore di oggi, solo lui ha fatto quasi 11 kW, solo quel climatizzatore lì, considerando che quello dell'altro appartamento B&B mi ha fatto 6,4 kW e poi ho anche il climatizzatore qua in ufficio, ha fatto solo 340 watt perché è stato poco acceso oggi. Ora arriviamo finalmente alla schermata custom più totale e magnifica della mia vita, e se c'è da ringraziare qualcuno è assolutamente il Leo per questo, perché ha fatto tutto alla grandissima. Vi faccio vedere, è questa schermata qua chiamata 4Plan. Io sono emozionatissimo per questa cosa. Questa qua in sostanza è praticamente molto simile a questa qua che avevo fatto vedere prima, con i dati grezzi messi con l'interfaccia di Home Assistant, mentre questa è estremamente custom. Abbiamo la panoramica totale, quindi vedere quanto in questo istante sta consumando casa mia, 3213 watt, dalla rete ne sto prelevando 2420 e l'emissione del fotovoltaico è 794. Quel dato qua praticamente è sempre a battello, così quasi 800 watt costanti finché la batteria non sono scariche, e mi si scaricano di solito intorno a mezzanotte. Vediamo poi che abbiamo l'appartamento A, l'appartamento B con le varie divisioni, e questo è quello che mi gasa di più, è veramente una figata atomica. Quindi vediamo che il mio appartamento sta consumando quasi 2 kW adesso, ok? E questi quasi 2 kW che cos'è che sta andando? Per il 5% è altro, il climatizzatore è quello che impatta di più per l'89%, ho il frigo acceso, il forno, l'asciugatrice e la lavatrice invece non sono accese. La roba bella che si può vedere, e ve lo faccio vedere con il frigo, è che ogni dato qua, qualsiasi dato, si può aprire per vedere l'andamento, ok? Anche quanto ho consumato e qual è l'orario in cui ho consumato di più nell'appartamento. Il mio picco è stato quasi 4 kW alle 15:25 di oggi. Come vedete appunto anche il
il frigo continua a accendersi e spegnersi quando arriva a temperatura, facendo un picco di 125 watt all'incirca. Stessa cosa il forno, ieri non l'ho utilizzato e quindi niente. L'asciugatrice è stata un po' accesa oggi, però abbiamo fatto una lavatrice e per cui si riesce a vedere che alle 15:25 è partita o qualcuno ha fatto una lavatrice, per cui la resistenza scalda parte e si spegne. Si potrebbe impostare addirittura che grazie a queste automazioni, quando non rileva più il consumo, ti fai arrivare una notifica che la lavatrice ha finito il suo lavaggio, quindi puoi andare a prendere e distendere le robe molto semplicemente. E questo qua è il piano da fare per tutti gli altri ambienti. Nell'appartamento B&B non c'è nient'altro che ho messo da controllare con delle prese smart o altri dispositivi, se non il climatizzatore che mi interessa. Laboratorio, anche qua non abbiamo messo altro, abbiamo il compressore, mi sembra, che ha una spina solo che lo accende e spegne. La proto stessa cosa. L'ufficio dove siamo adesso, l'ufficio sta assorbendo 156 watt, che sono le luci che vedete adesso, PC e altre robe. 420 il clima, vedete esattamente quando è stato acceso, ieri sera fino a mezzanotte, ieri è stato acceso e poi riacceso stamattina, oggi pomeriggio alle 2:30. Molto figo avere tutto questo sotto controllo, a me gasa tantissimo. La parte qua a fianco a destra invece abbiamo fatto quella del magazzino esterno, dove abbiamo il fotovoltaico sopra, quindi anche qua di nuovo ogni stringa che va a una batteria, quanto sta producendo i suoi 4 pannelli di ogni striscia, quanto sta producendo lo stream, quanto sono cariche e quanto mi stanno dando dappertutto. Questo è la figata delle figate, secondo me. Andremo avanti con le implementazioni che mi piacerebbe fare. Schiacciando tipo su appartamento A si apre, vedi proprio che c'è una planimetria di quell'appartamento, dove vedi la cucina, dove è la stufa, dove è la lavatrice e quanto sta assorbendo. Le puoi accendere e spegnere luci, vedi le temperature delle varie stanze, le telecamere se ci sono. Lo faremo più avanti sicuramente per il lab, perché metterò più telecamere anche per registrare video. Detto questo, chiudo la parentesi Home Assistant, che è quella ovviamente che mi gasa di più, perché mi dà veramente l'accesso con questa postazione al totale controllo di tutta la casa. Quindi andare a vedere c'è un corriere, non c'è un corriere, apro, schiaccio, gli apro il cancelletto, il cancello, apro il portoncino, gestisco, vedo i consumi, faccio le cose, tutto veramente una figata. Se vi interessa di più tutta questa parte qua di Home Assistant, interfacce custom e altro, scrivetemelo qua sotto nei commenti, che vedrò di convincere Leo a spiegarmi bene come ha fatto a fare questa grandiosa magia e ve lo insegneremo. Detto questo, ci spostiamo e tiriamo le somme di tutto questo impianto dopo un anno. Quindi tiriamo le somme sul serio, pro e contro secchi così. Pro numero 1 di questo impianto è sicuramente la burocrazia. Essendo plug and play, burocrazia che mi sono smarcato da solo in una mattinata insieme a un'IA per capire bene dove mandare le robe, per non fare errore più che altro, però la potete fare facilmente da soli. Secondo pro, secondo me, è la flessibilità, ovvero la possibilità di decentralizzare queste batterie, come per esempio la C Pro, che non ha il microinverter integrato, quindi nel mio caso l'ho messa nel vano lavanderia per alimentare l'asciugatrice, perfetta. I contro invece sono praticamente solo questi 800 watt, l'impianto funziona, le interfacce vanno, fa quello che deve fare, però gli 800 watt nel mio caso specifico sono estremamente questo collo di bottiglia che mi limitano a questi 34% di risparmio all'anno. Detto questo, comunque mi fa tenere in taschina 1.000 euro all'anno, che non è male, non è l'obiettivo che avevo in mente, non è l'obiettivo a cui punto, però è già un punto in avanti nella nostra missione di fare diventare questo headquarter il più autosufficiente possibile. Quindi rifarei questo impianto EcoFlow Stream? No, nel mio caso, appunto, come vi dicevo, l'impianto non soddisfa pienamente le mie esigenze di energia, per cui non è l'impianto adatto al mio caso specifico. Detto questo, con tutti i dati che abbiamo raccolto, con tutte le informazioni che vi abbiamo dato dall'anno scorso ad oggi, potete tranquillamente andarvi a vedere e capire se fa il caso vostro. Secondo me, se siete una coppia, abitate in un condominio o avete un appartamento, lavorate di giorno, rientrate la sera, quello lì è un esempio classico dove un impianto del genere, secondo me, performa perfettamente. Vi prendete 2 pannelli da mettere sul balcone, non dovete fare niente, collegate le spine, avete una batteria per annullare o abbassare i consumi di qualche elettrodomestico
That's it. L'ultima modifica che ho fatto rispetto all'anno scorso è stato anche cambiare il mio fornitore di energia elettrica. L'anno scorso, o meglio, fino all'anno scorso avevo Eni, tenuto per probabilmente gli ultimi 5 anni. Mi sono svegliato fuori da guardare un po' le tariffe, non è Collab, non c'entra niente, non sono pagato altro, sono passato col servizio di Octopus. Ve lo dico perché mi sono trovato bene nell'attivazione, l'app è estremamente molto più semplice, gestire le bollette è facile, sono bollette mensili e in più se attivate una fornitura dal link qua sotto ricevete 30 euro di sconto sulla prima bolletta. Così, regalati. Arrivati finalmente alla fine di questo mega racconto durato un anno, sono contentissimo dell'integrazione con Home Assistant che ha fatto Leo e so che tu che mi stai guardando sei lo smanettone per eccellenza in Home Assistant, per cui lasciaci qua sotto nei commenti qual è il tool specifico migliore che tu stai utilizzando per il tuo Home Assistant, così da migliorare anche il nostro. Detto questo, ciurma, vi saluto, ci vediamo al prossimo video.